Benvenuti nella seconda parte del mio video sul viaggio negli Stati Uniti lungo il profondo sud e il giro dei parchi americani. Se non avete visto ancora la prima parte, tornate indietro, magari dopo, e vedetela, mi raccomando. Siamo atterrati a Las Vegas e abbiamo deciso di partire subito per arrivare al Bryce Canyon. Mi avevano tutti detto che era molto bello e col senno di poi effettivamente è quello che mi è piaciuto di più. I colori sono stupendi e mi sono pentita di non averci passato almeno 2 giorni. Al Bryce si possono fare tante cose, giri in bicicletta, trekking e passandoci là solo una giornata come abbiamo fatto noi abbiamo potuto fare solo un piccolo trekking. Al Bryce Canyon siamo andati all'Arches Park. L'Arches è molto bello, sicuramente noi abbiamo fatto l'ultimo arco al tramonto, ne è valsa la pena passare là tutta la giornata. Ovviamente fa molto caldo, portatevi l'acqua. Se soffrite di vertigini lasciate stare perché ci sono dei pezzi abbastanza esposti. Dall'Arches Park per arrivare alla nostra prossima meta, che era la Monument Valley, c'era parecchie strade, quindi abbiamo deciso di dividere a metà il viaggio e fermarci a Moab. Moab è la città per antonomasia per le off-road, cioè chi ama andare fuori strada e tutto questo mondo, proprio Moab è la sua città, è molto molto famosa. Io consiglio di andare perché è assolutamente da vedere, anche di dormirci perché comunque il viaggio è molto lungo. Da Moab siamo arrivati alla Monument Valley e abbiamo dormito proprio dentro la Monument Valley, così la mattina quando siamo svegliati abbiamo messo la sveglia molto presto per vedere l'alba sulla Monument Valley e ne è valsa la pena. Anche i pancake alla Monument Valley abbiamo deciso di non andare con i tour fin sotto le rocce principali perché ci hanno detto che non sono niente di che, considerando che avevamo i tempi in quel momento un po' ristretti e abbiamo preferito vederle da vicino dentro la Monument, però non andare fino sotto e perdere così una giornata. Dalla Monument siamo andati verso l'Antelope Canyon. Noi abbiamo deciso di fare solo il lower, che è il classico giro sottoterra e si vede la maggior parte delle foto dell'Antelope Canyon. Dopo l'Antelope siamo andati a vedere il Horseshoe Bend, anche quello il classico, fino a arrivare al Grand Canyon la sera dove abbiamo dormito. Il giorno dopo è stato molto divertente perché si parlava da un po' di giorni di poter vedere Grand Canyon in elicottero, ovviamente aveva il suo costo, lo facciamo, abbiamo detto ma sì, si vive una volta sola, quindi invece di vedere il classico Grand Canyon dai punti panoramici siamo andati a prenderci l'elicottero. È stata l'esperienza più bella della mia vita. Ad ogni modo, dopo questa bellissima esperienza, poi siamo tornati a Las Vegas, abbiamo fatto 3 giorni a Las Vegas, o 2, forse 2, e poi abbiamo ripreso l'aereo. Ammetto che eravamo abbastanza stanchi, ma non abbastanza stanchi per organizzare un altro viaggio. Quindi, grazie a tutti per avermi seguita, e mettete il like, seguite la mia pagina e mi raccomando, guardate anche l'altro video. Ciao! Heard this beat in my dream.
te la senti? Io benissimo, per il momento bene, di solito sono un po' povera, ma Povera ma felice. esatto. Tu Franz? Sono ansioso di provare anche questa nuova esperienza. Come sei diplomatico. Io ho una FIFA bestiale, vedo l'ora di iniziare perché io odio volare. Io mi sento come in Apocalypse Now. La vacanza è finita. Non voglio tornare a Brescia, no! Anch'io non vorrei andare a Brescia.